riguardo alla sentenza della Cassazione, ovviamente è esagerato. Poi bisogna vedere anche questo abbraccio come si intende e quanto, con che violenza viene poi anche fatto, però non esageriamo, cioè così veramente non esiste più neanche un contatto fisico, nulla, peggio di uno stato di polizia. Ritengo che la sentenza sia stata quantomeno affrettata. Un gesto di saluto, sì, magari forse esagerato tra i vicini di casa, però dipende anche dai rapporti tra i due. E quindi la sentenza mi sembra comunque esagerata, cioè adesso non si può più neanche esternare il proprio affetto, magari la persona era timida e voleva esternare dei segni d'affetto verso quest'altra persona. Quindi mi sembra una sentenza affrettata. Questa sentenza, ecco, che definisce reato sessuale anche un semplice abbraccio, seppur non richiesto, seppur non desiderato, come anche un bacio magari sulla guancia non desiderato, eh, è un po'... Per me la vedo, insomma, lo vedo come un'esagerazione, ecco, e come ogni esagerazione può comportare dei rischi, soprattutto nel momento in cui si attenzionano degli episodi come questi che semplicemente possono essere prevenuti con un allontanamento oppure un chiarimento verbale piuttosto che ovviamente con i carabinieri, con la polizia o con addirittura andando dai giudici o gli avvocati che invece dovrebbero essere eh, occupati e dovrebbero preoccuparsi di più a tutelare e soprattutto proteggere e incoraggiare le donne che veramente subiscono violenza psicologica, stalking e anche violenza fisica a denunciare in modo da prevenire i casi veri di violenza. Oggigiorno il rapporto uomo-donna è cambiato notevolmente. Spesso ciò che è una manifestazione di affetto diventa anche un'esagerazione. Oggi non si può più sfiorare una donna, toccarla, abbracciarla, cioè manifestare ciò che fino a poco tempo fa era una manifestazione di affetto, una vicinanza. Dobbiamo cercare di ridurre questi atteggiamenti agli atteggiamenti veramente violenti, non esagerare. La violenza sulla donna si esprime in altri modi, anche con parole, con forme educate, con sguardi poco edificanti nei suoi confronti. Una carezza, un abbraccio non rappresentano una forma di violenza. Rispetto agli anni 50, 60, 70 non c'era l'educazione da parte dei genitori che rimprovano o cose e che per non nulla diventa violenza, una qualunque cosa. Per me l'abbraccio è come per rubare il portafoglio. Cioè non è violenza femminile, va. Alcune donne, non dico tutte le donne, ma una buona parte va cercando questo tipo di come si chiama, di approccio per poter denunciare qualcuno, anche per un niente. Anche per un niente cercano di fare del male, ecco, quello è il significato. Anche se ringraziano proprio poco, anche se la guardano in modo diverso di come pensano loro, dice, ma chi sto perché mi sta tagliando così? Allora cercano di approfittare a fare del male alla persona, che quello magari poverino la guarda così involontariamente. Sono due cose ecco, da valutare sicuramente. In certi casi è una violenza, in certi casi non è sempre, però ci sono uomini che magari approfittano dell'occasione magari per, come so dire, abusare magari, fare finta di niente, ma sotto sotto magari c'è l'intenzione insomma, di approfittare. È un punto interrogativo, non mi sbilancio a dire né sì né no, però in certi casi sicuramente è così. E tra due persone e una persona che forza è diverso il discorso. Se la persona che mi sta davanti ci sta, se non ci sta è forzato. E allora dico giusta la sentenza. Se invece entrambe le parti uno forza di più